Una corsa che dura da 6 mesi può risolversi in 60 minuti. È questo il traguardo da tagliare prima di toccare il cielo con un dito. Amici di Sportisiri, buon pomeriggio da Francesco Camuca, ben trovati al campo sportivo Emiri di Palermo. Di fronte Real Sicilia e Real Termini, finale playoff del campionato di Serie D Girone A di Palermo di futsal. Positivi della finale giocata contro il Palermo Futsal. Qui intanto conclusione, la prima della partita per Leonardo, palla alta con deviazione. Supplementari, in caso di parità dopo l'overtime sarà Real Sicilia a godere della miglior classifica. Qui palla gol per Leonardo, riuscita in spaccata da parte di Rizzotto. Serve Mirko Montechiaro che gestisce Cortese, il tocco per Domino. Domino! Primo break interessante di Simone Domino, palla alta sopra la traversa. Zangara, 1 contro 1 con Cortese che lo guarda negli occhi, prova a piazzare la Zangara, fermato, poi va di testa. La conclusione! Sopra la traversa Leonardo, che palla gol che ha avuto il Real Sicilia. Domino ha capito tutto Leonardo, prova a ripartire in 3 contro 2 Real Sicilia, contatto su Pucci, si gioca perché Pucci vuole giocare. Qui però voleva la regola del vantaggio che non si applica, vedremo se verrà dato il fallo cumulativo, ma intanto Domino dall'altra parte per Cortese. Domino! Cosa si è divorato qui Domino, ad un passo dal gol Real Termini. Pucci, la palla per Zangara, 1 contro 1 il solito con Cortese, blocco di Leonardo. Zangara! E doveva arrivare proprio da lui il gol dell'1-0, segna sempre Peppe Zangara. 1-0. E cerca Leonardo di liberarsi, l'uscita di Rizzotto che ha parato fuori dall'area di rigore. Cartellino rosso per Rizzotto che lascia i suoi con l'uomo in meno, anche naturalmente non senza portiere, ma pesante questa situazione per il Real Termini. Real Termini, a meno che non arrivi un gol in questi 3 minuti. Zangara, verticale, il controllo di Pace, la palla per Zangara, l'uscita di Cosentino che poi fa carambolare la palla addosso all'avversario, palla gol. Allora Cortese, il velo per Cassar. Mantia, Cassar, controllo e tiro, fuori. Zangara, punta Federico Mantia, poi attende di capire il da farsi, si appoggia a Pucci. Pucci, guarda la porta, la cerca Cosentino, la smanaccia in fallo laterale. Qui Leonardo riesce a girarsi, Leonardo, l'uscita a terra di Cosentino. L'azione non è finita, ancora Leonardo 2 volte, Cosentino in calcio d'angolo. Domino ritrova il pallone, vince in palla Leonardo, è un 3 contro 1. Zangara, palla dentro! E il 2-0 lo firma D'Amico in maniera fortuita ma in maniera vincente. È 2-0 per il Real Sicilia. La punizione, Mantia scheggia la traversa. Pucci, Zangara, D'Amico. Zangara si ripropone, la palla è per lui, Zangara riesce a passare, Zangara davanti a Cosentino che gli sbarra la strada. Avanza Riccardo Mantia, palla per Cassar, linea di fondo di Cassar, il tocco di Cortese all'improvviso la riapre Real Termini col gol di Igino Cortese. 2-1. Cortese ancora per il suo capitano che gioca dall'altra parte per Cassar. Cassar verticale, Cortese fuori per Calamia. Ultimi 4 minuti, Danilo Leonardo, scarico indietro, fallo di Giardina, si gioca. Pace prova a prendere la velocità, evita Tardio, Pace sul fondo. Giardina tira, rimpalla Zangara che poi si invola, Giardina in qualche modo gliela riprende, torna Zangara che la riconquista, poi Leonardo, contatto, fallo, tiro libero. Pace contro Cosentino, fischia l'arbitro. La rincorsa di Pace, Cosentino smanaccia e tiene in vita i suoi. Ci avviciniamo allo scadere del terzo minuto, il recupero di fatto non si è giocato, va a terra Pace, palla recuperata, attenzione, c'è Mantia dentro e la palla va fuori, erroraccio di Cortese proprio nell'azione finale, ma il Real Termini allo scadere ha avuto la palla gol colossale per pareggiare e per andare ai supplementari, ma
la legge del futsal, la terribile, tremenda legge del futsal, non regala il miracolo in extremis a Real Termini, ma regala bensì la gioia, il trionfo, l'esaltazione del Real Sicilia.